Il derby tirrenico di eccellenza sorride alla Nebros, a Lenzo Vasi finisce 1-0 contro la Polisportiva Gioiosa, un successo di misura che pesa tantissimo nell'economia della stagione. Dopo 3 mesi di digiuno casalingo, l'ultima vittoria davanti al proprio pubblico risaliva al 23 novembre, la squadra guidata da Palmeri ritrova i 3 punti tra le mura amiche e respira, un'affermazione che vale oro perché consente ai locali di portarsi a +5 sulla zona play-out. Cornice di pubblico delle grandi occasioni per questo derby con le due squadre che si affrontano per la 4ª volta in stagione. Derby che si accende subito e la Nebros parte forte dagli sviluppi di un corner, il pallone resta sospeso in aria, Margaritini calcia al volo ma trova la risposta dell'ex Paterniti. La squadra di casa spinge ancora su punizione di Panzarella, a buon tempo svetta di testa ma la traversa gli nega il gol. È il preludio al vantaggio che arriva al 25esimo quando Margaritini sfonda a destra e mette un pallone perfetto per Ferré che di testa batte Paterniti e fa esplodere Lenzo Vasi. 1-0 per la Nebros e 6ª rete stagionale per il centravanti classe 2000. La Nebros continua a martellare, altro corner di Panzarella, colpo di testa di Barez che scheggia la parte alta della traversa. Poi ancora Margaritini per Barez, sponda per Panzarella che al volo col destro sfiora il montante. Nel finale però il Gioiosa ha la grande occasione per il pari ma l'ex De Gaetano manda alto sopra la traversa. Nella ripresa la Nebros rientra in campo con lo stesso fuoco negli occhi, bastano pochi istanti e Ferré arma il destro, conclusione secca, pallone che sfila di un soffio alla destra di Paterniti. Il centravanti di casa è ispirato, poco dopo inventa con un colpo di tacco che illumina l'inserimento di Noto, palla fuori dallo specchio. Il Gioiosa prova a rimettersi in carreggiata affidandosi ancora all'ex De Gaetano ma il suo tiro è centrale e Sendin blocca senza affanni. Il portiere di casa si fa trovare pronto anche sul cross insidioso di Gali, leggendo bene la traiettoria e mettendo in sicurezza. Nel finale la Nebros tenta l'assalto decisivo, Panzarella ci prova dalla distanza ma spedisce largo alla sinistra di Paterniti. Poi il neoentrato Spanò fa venire i brividi con un diagonale velenoso che sfiora il palo per questioni di centimetri. Finisce così tra gli applausi, il Gioiosa resta a quota 31 punti e mantiene 10 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. La Nebros invece può finalmente sorridere davanti ai propri tifosi, sale a 26 punti e continua la sua corsa verso la salvezza con rinnovata fiducia e consapevolezza.